Buongiorno a tutti, anche i fratelli che sono arrivati dopo l'inizio del culto. Abbiamo pregato per voi all'inizio, quindi siete arrivati sani e salvi, il Signore ci ha già risposto. Ok? Invito la Chiesa, possiamo abbassare un pelino per favore perché rimbomba molto il suono. Grazie. Invito la Chiesa ad aprire le proprie Bibbie in Matteo capitolo 18, Vangelo di Matteo, al capitolo 18 leggeremo dal versetto 15. È un testo molto conosciuto che in quest'anno ho già predicato una volta, ma io ho sentito da parte del Signore di predicare ancora su questo tema. Solo Dio sa perché, no? Lui sa, conosce molto bene il motivo. Parleremo del perdono stamattina, ok? E io so una cosa che ho detto anche ai fratelli della Lode: quando noi cominciamo a parlare di perdono, cominciano a tintinare le catene dell'inferno, per un semplice motivo, perché quando c'è perdono c'è libertà, e quando non c'è perdono c'è l'opposto, che è la prigionia e l'accusa. Quindi chi è che accusa e mette in prigione le anime delle persone? È il nostro nemico, no? E quindi stamattina abbiamo una bella sfida di ascoltare quello che Dio ci dirà a riguardo del perdono. Ok? Cominciamo a leggere dal versetto 15. Dice così la parola di Dio. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va, convincilo fra te e lui solo. Qua è Gesù che sta parlando ai suoi discepoli. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte in cielo. In verità vi dico anche, se 2 di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò a mio fratello se pecca contro di me? E Pietro che si sente spirituale, no? Facendo questa domanda al Signore. E il Signore risponde, e Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato
tutto ciò che gli doveva. Così vi farà anche il Padre vostro, mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello le sue colpe. Un brano fortissimo, un brano molto forte, e vediamo cosa Dio ha da dirci. Preghiamo che il Signore possa parlarci stamattina. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo, Padre, per la tua parola che penetra nel profondo del nostro essere. La tua parola cambia la vita delle persone. La tua parola trasforma, rigenera. La tua parola esorta, Signore. La tua parola riprende. È tutto quello che abbiamo qua sulla terra, Signore, insieme al tuo Santo Spirito, per prepararci per l'eternità. Signore, che tu possa questa mattina farci fare un passo in avanti nel mondo spirituale e che la tua Chiesa, Signore, come hai parlato con me, parla alla tua Chiesa a riguardo di che cos'è il perdono. Perdono è libertà. Che tu possa liberare, Signore, le anime dei miei fratelli, Signore. Che tu possa fare un'opera questa mattina in mezzo a noi. Ma ti ringraziamo già, Signore, perché il tuo Spirito, Gesù stesso ha detto, dove c'è il tuo Spirito, lì è la libertà. Benedici questo tempo insieme nel nome di Cristo Gesù. Amen. Fratelli, stare insieme con un'altra persona, che sia persona della tua famiglia, una persona della Chiesa, un amico, porta in sé due cose, no? Il primo è che stare insieme a delle persone porta insieme dei problemi, no? Una volta un sociologo famoso ha detto la seguente frase: moltiplica il numero delle persone che stanno insieme e moltiplicherai i problemi che esistono. Ma porta anche tante benedizioni, perché se non sbaglio, abbiamo letto in questo testo biblico, e Gesù comincia a vedere le cose dal punto di vista spirituale, dice: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Fratelli, Gesù è in mezzo a noi stamattina. Se tu lo vedi o non lo vedi non importa, ma io percepisco la sua presenza. Non so tu, ma io percepisco che il Signore è qua in mezzo a noi. E dice anche questa parola che abbiamo letto stamattina, che se 2 si accordano a domandare una cosa su questa terra, il Signore gliela concede loro, perciò stare insieme porta delle benedizioni. Sì o no? Sei convinto? E è così che funziona, fratelli. Nello stare insieme come Chiesa, nello stare insieme come famiglia, ci sono delle benedizioni e ci sono anche dei problemi. Quando ci sono dei problemi è perché ci sono delle relazioni che entrano in conflitto, no? Questo è normale che succeda. Quando noi lasciamo che questo conflitto lasci delle ferite nella nostra vita trascurate, allora i problemi cominciano a ingigantirsi e noi cominciamo a sperimentare quello che io chiamo la malattia dell'anima, no? La malattia dell'anima. Cominciano a calare le nostre relazioni in qualità e noi cominciamo a avere dei problemi che nella famiglia non si risolvono. Ma il Signore questa mattina ci vuole dare una ricetta, no? Una ricetta per capire come noi possiamo guarire le nostre anime dalle ferite dello stare insieme, ok? E voglio cominciare con una piccola storia. Non so se avete mai sentito questo nome. Il Signore è un giapponese, Hiro Inoda. Chi è che ha mai sentito parlare di quest'uomo? Nessuno di voi. È interessante questo. Ma interessante la storia che lui ha vissuto, perché è una storia molto nota e sono sicuro che appena comincerò a raccontarvela vi ricorderete. Questo uomo era un soldato giapponese che nella seconda guerra mondiale era una spia, no? È stato mandato nelle Filippine per fare il suo lavoro, cioè fare la spia. E la guerra di lì a un anno è terminata, solo che lui, essendo all'interno della giungla, non ha percepito che la guerra era finita. Sapete per quanti anni lui ha fatto la spia nella giungla senza sapere che la guerra era finita? Per 30 anni. Nel 1974 lui è stato recuperato dal suo paese, dal suo esercito, ma lui ha vissuto 30 anni
facendo la guerra, nonostante era 30 anni che ci fosse la pace, no? E quando io ho letto questa storia di quest'uomo interessantissima, dico, Signore, guarda, tanti di noi vivono proprio così. La pace è stata fatta con noi attraverso la croce di Cristo, ma noi continuiamo a vivere in guerra, anche se il Signore ha fatto pace con noi. Continuiamo a vivere in guerra nelle nostre case, continuiamo a vivere in guerra col Signore, continuiamo a vivere in guerra con i nostri fratelli, continuiamo a vivere in guerra con i nostri dipendenti, continuiamo a vivere in guerra con i nostri figli, con le nostre mogli, con i nostri mariti, continuiamo a vivere in guerra perché non abbiamo capito che il nostro debito è stato pagato, che la nostra vita è stata riscattata dal sangue di Cristo e noi non abbiamo più nessuna colpa a nostro carico. E qua c'è questa storia che racconta il Signore, no? La racconta ai Suoi discepoli, ai Suoi collaboratori più stretti, più intimi. E io amo Pietro, no? Per me è uno dei miei idoli, se così posso dire, no? Perché lui era spontaneo, no? O sbruffone e anche spontaneo. E lui pensava che tutte le volte che le sparava guadagnava applausi dai suoi colleghi di lavoro, no? Ah Signore, quanto devo perdonare io perché devo essere in pace con le persone vicino a me? 7 volte? E il Signore lo frega. No Pietro, non 7 volte, 70 volte 7, cioè all'infinito, no? È un numero elevatissimo di volte. Quindi il Signore vuole spiegarci attraverso questa parabola quanto Lui ha perdonato noi in Cristo e quanto noi dobbiamo perdonare gli altri vicino a noi in modo che le ferite possano essere guarite e noi possiamo essere liberati da sensi di colpa, da orgoglio e da tutte quelle malattie psicologiche, emozionali che a volte ci sovrastano, ci caricano la vita e non ci permettono di vivere liberamente col Signore e con le persone vicino a noi. Ti do una brutta notizia, se tu non sei libero di perdonare le persone che ti hanno fatto male, tu non sei libero di vivere la tua vita col Signore oggi. Tu sei incatenato da catene. Tu stai vivendo una vita che il Signore non ha preordinato per te. E se io non sbaglio nella parola di Dio, Gesù ha detto in Giovanni capitolo 10, versetto 10, io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Vi ricordate questo testo biblico? Quanti di noi stanno vivendo una vita abbondante col Signore? Quanti di noi hanno una vita che dice la parola di Dio, e questo mi dà fastidio delle volte, dice chi crede in me fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu sei autorizzato a dire oggi fiumi di acqua viva sgorgano da me e tutti vedono che io sono cristiano. Sei in grado? Gente, mi dà fastidio questa parola da parte del Signore. Sapete perché? Perché il Signore ha preordinato che noi viviamo così, ma tante volte la mancanza di perdono ci impedisce di essere liberi così come dice il Signore. Allora, qui troviamo una storia in cui ci sono almeno 4 protagonisti, ok? Il primo è il re, che a un certo punto lui vuole fare i conti con le sue proprietà, con i suoi servi. E chiaramente questa figura è identificata col Signore, no? Che un giorno farà i conti con ciascuno di noi per come abbiamo speso la nostra vita. Okay? Vi ricordate la parabola dei talenti? Lui ci ha dato dei talenti e un giorno lui chiederà conto di come noi abbiamo investito i nostri talenti, la nostra vita, la nostra anima per la gloria del regno dei cieli. Il secondo protagonista è un servo che aveva un debito di 10.000 talenti, ok? Cioè una cifra enorme. Il terzo, un conservo che aveva un debito di 100 denari e ci sono un gruppo di altri protagonisti che la parola di Dio chiama gli aguzzini. No? Questo è il protagonista più terribile di questa storia, perché questa non è una storia a lieto fine. Hai letto una storia a lieto fine tu? Ci piacciono le favole, né? E tutti vissero felici e contenti. Gente, questa storia non è a lieto fine. Sai qual è la fine di questa storia? E questa persona andò in prigione e rimase lì fino alla fine dei suoi tempi, del suo tempo. Quindi, io non so cosa tu vuoi stamattina. Io voglio risolvere questo perdono alla presenza di Dio e alla presenza delle persone che mi hanno fatto male. E questo re
a un certo punto chiama alla sua presenza questa persona, no? Questa persona che fino allora era rimasta nell'ombra, no? Ma alla luce del grande capo tutti i debiti vengono a galla, no? E questa persona va alla presenza del re. È interessante che il re gli dice: ma ascoltami, come fai tu ad avere un debito con me di 10.000 talenti? No? Sapete che 10.000 talenti è la paga di un operaio che lavora ininterrottamente dal lunedì alla domenica per 200 anni consecutivi senza mai fare le ferie. Allora, secondo te è una paga che può essere riscattata in qualche modo? A meno che tu non abbia la capacità di vivere 4 vite, tu non puoi pagare un debito del genere. Ma questo uomo che è stato chiamato alla presenza del re si getta a terra una volta che ha percepito il suo debito e dice: Signore, mio re, dammi tempo e ti pagherò tutto. Allora, secondo voi lui aveva capito la dimensione del suo debito? Aveva capito che poteva veramente ripagare il re di quella cifra? Sapete, io a volte ho un'impressione, no? Che noi tante volte non abbiamo capito la dimensione del debito che noi abbiamo col Signore. Hai mai percepito chiaramente che tu, io e te, perché pastore non è diverso da pecora in questo senso, hai mai percepito davanti alla presenza del Signore che io e te meritiamo l'inferno eterno per quello che abbiamo fatto col Signore? Hai mai percepito che tu non puoi fare neanche una virgola per ripagare quello che Dio ha subito da parte nostra? Perché la parola di Dio, se non sbaglio, in Romani capitolo 5 dice che noi eravamo nemici della croce. Gente, noi siamo nemici di Dio, nemici nei nostri pensieri, nemici nelle nostre azioni, nemici nelle nostre relazioni e nella nostra carne, come dice l'Apostolo Paolo, e se lo dice l'Apostolo Paolo io ci credo, dice che la nostra carne non abita alcun bene. Nelle nostre cellule spirituali, nel nostro DNA spirituale non c'è modo di fare nessun bene. Ma io so che, io sto guardando le facce, no? E dice, ma cosa sta dicendo quello lì dal pulpito? Sai perché? Perché anch'io sono passato per questa strada e tante volte dico: Signore, ma io non sono poi così male come dici tu, no? Io non mi sento così un disgraziato come dici tu. Io non mi sento così un delinquente come dici tu, ma il Signore dice: nella vostra carne non abita alcun bene, 10.000 talenti sono da pagare e pagare tutti. E quando quest'uomo è andato alla presenza di Dio, si è gettato a terra, ha capito in qualche modo qual era la dimensione del suo debito. Ti ricordi la storia di Isaia nel Vecchio Testamento? Al capitolo 6 lui era un uomo di Dio che predicava la parola, pregava, andava al Tempio, insegnava la parola di Dio, no? Tutti i giorni. Dal capitolo 1 al capitolo 5 lui faceva tutte queste attività, ma un giorno, al capitolo 6, lui entra nel Tempio e il Signore si è compiaciuto di rivelarsi a lui in qualche modo. Lui è entrato nel Tempio e il Signore ha aperto la sua mente per avere una visione del mondo spirituale e lui vede il Signore su un alto trono, attorniato da tutti gli angeli del cielo, la potenza di Dio che adombrava il Tempio, e la prima cosa che lui ha detto quando ha visto questa visione spirituale, lui ha detto: Signore, io sono perduto. Io sono perduto, Signore, e abito in mezzo a un popolo da labbra impure. Ma una scena bellissima c'è in quel testo biblico lì, perché tu vedi che il Signore comanda a uno dei suoi angeli di prendere un tizzone davanti al trono della sua grazia, un braciere, tocca le labbra di quest'uomo e dice: adesso sei purificato, puoi andare a predicare la mia parola. Fratelli, vi lascio questa domanda per voi: hai mai percepito che il tuo debito col Signore è di 10.000 talenti impagabile? Hai mai percepito che il tuo destino, il mio destino, prima di conoscere il Signore era l'inferno, sì o no? Se tu continui a dire: io non sono poi così male, io ti posso dire una cosa, che io e te non saremo mai liberi di conoscere il Signore a pieno, perché tanta grazia
viene data a quelli che hanno tanta coscienza di che cos'è un debito di 10.000 talenti. E quando Gesù è morto sulla croce, fratelli miei, lui ha detto una cosa. Ha detto, è compiuto. Sai che questa parola nell'ebraico ha un significato ben preciso. Significa pagato pienamente. Oh, ti do una buona notizia. Prima ti ho dato la cattiva, adesso ti do una buona notizia. Se tu hai percepito che sei perduto, sulla croce Gesù ha detto una cosa che ha risolto il problema. Pagato pienamente. Il mio debito e il tuo debito è pagato pienamente, non c'è più bisogno di fare niente, tu sei libero. In Cristo Gesù, il sangue di Gesù ti ha liberato da tutti i peccati, da quello che tu hai commesso. Appena hai aperto gli occhi su questa vita, a quello che commetterai all'ultimo giorno della tua vita, il Signore ha detto tu sei libero, hai pagato pienamente. Ma tanti di noi non capiscono questo e ti do il termometro per misurarlo, ok? Quando noi viviamo le nostre relazioni umane e qualcuno ci fa del male, perché questo l'abbiamo detto dall'inizio e continuerò a dirlo, come noi reagiamo, no? Come noi interpretiamo la ferita che ci hanno fatto, come noi reagiamo a questa ferita. Quest'uomo che esce, no, dalla presenza del re con il debito completamente pagato, incontra un suo conservo che ha un debito di 100 denari. E sapete, è la paga più o meno di 3 mesi e mezzo di lavoro questo. Okay? Quindi non è tanto, si poteva benissimo ripagare. E la cosa interessante è che questo suo amico, no? Perché probabilmente era anche un suo amico, un suo servo del suo pari, gli dice le stesse parole che lui ha detto alla presenza del re. Dammi tempo e ti pagherò tutto. Questa volta la possibilità di ripagare c'era sì o no, secondo voi? C'era sì, ma lui cosa fa? Lo prende per il collo, lo fa sbattere in prigione e chiede giustizia, no? Allora, noi abbiamo capito quanto il Signore ci ha condonato a noi. Ti faccio una domanda. Come reagisci tu? Come reagiamo noi quando qualcuno ci fa male? Andiamo per il collo. Cominciamo a litigare. Cominciamo a rispondere, a ripagare della stessa moneta. Cominciamo a ricordare tutte le offese, le ferite del passato. È interessante vedere un marito e una moglie che litigano, no? Mi guardo io quando, perché sapete che anche i pastori litigano, né? A volte, un pochino. Ma è interessante quando tu litighi all'interno della coppia. Non c'è memoria più precisa di un marito e una moglie che litigano. Non c'è sapete come si chiama in gergo televisivo? Palinsesto, no? Palinsesto. Sai cos'è un palinsesto? È interessante che nell'antichità, no? Cosa facevano? L'inchiostro era fatto di fuliggine e di un po' di gomma selvatica, no? E gli scribi scrivevano sulle pergamene, ma questo inchiostro piano piano sbiadiva. E loro per recuperare la pergamena grattavano via l'inchiostro, quello che stava per scomparire, e riscrivevano le stesse cose. Gente, quale palinsesto noi dobbiamo vivere tutte le volte nella nostra famiglia? Noi sbiadiscono i ricordi, ma nel momento in cui torna il litigio, gente, è tutto molto chiaro, scritto come l'inchiostro, è vero o no? Ah, perché tu nel litigio precedente mi hai detto, e tu, sì, ma mi ricordo bene che tu hai detto così, e tu avevi gli lacci delle scarpe anche così, eri vestito cos'ha. Gente, c'è una memoria che la donna isterica diventa donna istorica. Perché così, sapete fratelli, noi ci siamo dimenticati di quanto il Signore ha pagato per noi e di conseguenza noi cosa facciamo? Cominciamo a far pagare e prendere per il collo come questa persona ha fatto, con una persona che è a fianco a noi, che è una serva o un servo come noi siamo, ma noi vogliamo fargli pagare quello che ha fatto a noi. E noi facciamo così, fratelli.
Se noi facciamo così vuol dire che non abbiamo capito cosa il Signore ha fatto sulla croce per noi. Non abbiamo capito quali sono i nostri 10.000 talenti di debito. Fratelli, noi abbiamo offeso profondamente l'animo del Signore. Tutto quello che noi pensiamo, facciamo, diciamo e anche quello che non facciamo offendono il Signore, sono i nostri 10.000 talenti e le nostre frustrazioni, le nostre paure, le nostre difficoltà, i nostri limiti li riversiamo sulle persone che sono a fianco a noi. E tante volte sapete cosa facciamo, fratelli? Le riversiamo perfino su Dio. Ti ricordi cosa ha detto Adamo al Signore quando ha peccato? Ha detto, la donna che tu mi hai dato. Di chi era la colpa? Del Signore. Ah, ma noi non facciamo mai questo, noi siamo spirituali, né? Fratelli, è così che funziona. Quando noi capiremo qual è il parametro del nostro debito, allora noi riusciremo a riparametrare le nostre relazioni con le persone vicino a noi. Perdono non è dimenticare, perché esiste un registro indelebile nella mente e nei sentimenti delle parti coinvolte. Punto numero 2, il perdono non è compensare il debito che abbiamo lasciato dentro di noi. Guarda cosa ha detto questo servo, dammi tempo e ti ripagherò di tutto. A volte noi sapete con cosa compensiamo, fratelli? Con opere religiose. Quello che facevano i farisei nel tempo. Si impegnavano, nel tempo di Gesù, si impegnavano in opere religiose, si impegnavano nella Chiesa, si impegnavano a studiare la parola di Dio, si impegnavano a pregare azioni religiose nella vita della persona per fare che cosa? Per ripagare fedeltà nella decima. A queste tante persone, io sono fedele nella decima, sai cosa gliene importa il Signore della decima, della tua decima, della mia decima? Perché i farisei, ti ricordi i farisei cosa facevano? Misuravano la decima, erano minuziosi nel fare la decima di tutte le cose che entravano, la decima del frumento, la decima di questo, la decima dell'altro, la decima dei soldi, tutto quello che... Ma il Signore dice, voi misurate la decima di ogni cosa, ma trascurate la misericordia. Sai cosa gli importa il Signore della nostra decima? Ma quando noi mettiamo insieme la misericordia con la decima, allora sì che cambia tutto. Allora sì che la vita viene rispettata, allora sì che il debito delle persone che è vicino a te, che magari ce n'hanno anche in tanti, ma in quel momento lì tu cosa fai? Pensi come Dio pensa, con misericordia, con compassione, con amore, e tu guardi la persona vicino a te e cominci a dire, se anche questa persona mi ha fatto male, ma io so che ho fatto molto più male al mio Signore. Quindi il tuo debito diventa una cosa talmente irrisoria che lasci perdere e dici, Signore, io devo amare questa persona come tu hai amato me. E se non sbaglio, la parola di Dio dice proprio questo, ama il prossimo tuo come te stesso. È vero o no? Perché noi siamo bravi a amare noi stessi, no? E quindi il perdono non è compensare il debito che abbiamo lasciato dietro di noi, dicendo dammi tempo e ti pagherò tutto. Allora abbiamo detto cosa non è il perdono, ma dobbiamo dire che cosa è il perdono. La parola perdono in greco significa, da questa parola che è apheimi, significa liberazione. Dà l'idea di qualcuno che è destinato a delle catene, al buio, alla solitudine, al cibo scarso in sapore del risentimento, della vendetta, alla schiavitù di pensieri ricorrenti e ossessivi di nemici invisibili. È interessante che le persone che ti feriscono a volte viaggiano leggere e tranquille per la terra per anni, no? E tu sei lì che ti roddi l'anima per la ferita che ti hanno fatto. Hai mai sperimentato questo? Loro sono tranquilli e tu soffri. Vero o no? E sai dove vivi la tua prigione? Qua dentro. Quella persona continua ad avere potere sulla tua vita e tu cominci a macinare vendetta dentro nella tua testa, cominci a fare dei piani, no? Perché un giorno forse tu avrai l'opportunità di rifarti di quell'offesa che ti hanno fatto, di quella ferita che ti hanno fatto. Ed è tutto qua dentro, gente, è tutta fantasia, tutti i sentimenti, e tu comprimi.
E a un certo punto nella tua vita cosa succede? E tu arriva l'ulcera, no? Arriva problemi di cuore, arriva problemi di ansia. Sai che il risentimento l'amarezza è una delle malattie psicologiche più terribili che esistano. Si sfoga in tutte le parti del corpo. Questo è biblico. È biblico. Persone malate attraverso il risentimento e l'amarezza. Stamattina faremo una cosa, fratelli. Alla fine, preparati. Se tu stai vivendo questo da un tempo, il Signore stamattina ti vuole liberare. E mentre noi finiremo il culto, ti do un anticipo perché tu ti possa preparare. Se pensa alla persona che ti ha fatto del male, ok? E lascia che questa persona non continui a farti del male oggi. Non dagli più il potere di farti del male nella tua mente. Perché Dio vuole delle persone libere. Questa persona che è andata alla presenza di Dio, del Re, è stata liberata, ma lui non è stato capace di vivere il perdono qua dentro, non aveva capito quanto il Signore l'aveva perdonato, qual era la dimensione del suo debito. Quindi io ti invito stamattina già a prepararti a vivere una completa liberazione, perché come abbiamo detto, questa persona è finita male, è finita in catene, è finita in una prigione e gente, questa persona non ha mai vissuto una vita spirituale profonda, armonica e libera, né col Signore né con i Suoi simili. Se tu che sei qua stamattina stai dicendo, è un po' di tempo che io non vivo una vita spirituale come vorrei, allora io ti dico che il tempo della libertà è arrivato. Il tempo della libertà è arrivato da parte del Signore. Lui ti sta dicendo, ho perdonato tutto il tuo debito, quindi fai di conseguenza quello che io ti sto chiedendo stamattina. E sai, alla fine questa persona è stata mandata in prigione e dice la parola di Dio, alla fine di questo testo, che hanno preso in mano la situazione chi? Quella che la parola di Dio chiamano gli aguzzini. Sai chi sono gli aguzzini? Sono i carcerieri. Chi sono i carcerieri dell'anima? Se Gesù è venuto qua per dare libertà, chi è l'opposto di Gesù? È il diavolo, con tutte le sue schiere. Se tu stai vivendo il risentimento, se tu stai vivendo l'amarezza, se tu stai vivendo un desiderio di vendetta profondamente radicato nel tuo cuore, sai chi ha preso possesso della tua anima? È il diavolo. E tu, dice la parola di Dio, non puoi vivere una vita di persona libera. Io, fratelli, io non voglio vivere una vita da carcerato, quando Dio ci ha chiamati a libertà. E quindi il perdono è liberazione. C'è un altro termine che viene usato per la parola perdono. È la parola in greco katallasso, che vuol dire riconciliazione o apertura di un dialogo. Hai mai visto due persone che si chiedono perdono? La prima cosa che succede è si riapre un dialogo, vero o no? Un dialogo che magari non era presente da anni e anni e anni e tu dici wow, abbiamo ricominciato come se niente fosse successo. Io non so se capita nella tua famiglia, ma con me sì. Qualche settimana fa con mia figlia, forse l'ho già raccontato, ma è una cosa che mi ha lasciato stupito, no? Mia figlia ha 15 anni, io ne ho 50, no? È abitudine dei genitori fare i genitori. Tu dirai, grazie tante. Ma noi dimentichiamo che i nostri figli sono degli esseri umani come noi, no? Siamo tutti nella razza umana. E mia figlia è venuta da me quel giorno dicendo, papà, ma tu hai fatto questo con me, hai detto questo. Ok figlia, ma cosa posso fare per te? Mi devi chiedere perdono. E mia figlia è credente, battezzata, ho detto, Signore, ma questa è mia sorella in Cristo che mi sta chiedendo che io gli chieda perdono. Ho chiesto perdono perché mi sono reso conto che ho sbagliato con lei. Fratelli, la prima cosa che è successa è che lei ha cominciato a raccontarmi della scuola, di questo, dell'altro. Ho detto, Signore, che liberazione nel mondo spirituale.
Tu vuoi recuperare il dialogo con la persona che ti ha ferito o che tu hai ferito? Chiedi perdono, perché questo riconcilierà, aprirà un dialogo con la persona che ti ha ferito. E se io non sbaglio, in Romani capitolo 5, versetto 10, che dice che Cristo è morto per noi mentre noi eravamo ancora nemici. Lui ha riaperto un dialogo mentre noi eravamo nella posizione di nemici nei suoi confronti. Quindi posa le armi, esci dalla giungla delle Filippine, la pace è stata fatta, prendi in mano le armi della pace che sono la riconciliazione, l'amore, la misericordia per la persona che è vicino a te e ricomincia un dialogo. Posa le armi, perché il Signore ha fatto così con noi e noi non abbiamo nessun diritto di continuare a tenere in mano le armi con persone con cui abbiamo smesso di parlare da tempo. E ultimo, la parola perdono è legata alla parola purificazione, cattarizzo, vuol dire far ritornare al proprio valore originale, rimettere nella stessa posizione di prima. Il servo che è stato perdonato è tornato a essere servo, ok? Quindi il Signore l'ha rimesso nella stessa identica posizione di quando era prima. È ritornato a essere servo, era destinato a essere schiavo, ma il Signore ha detto ti condono tutto e tu ritorni a essere mio servo. E lui ha cominciato a muoversi liberamente nelle proprietà del padrone. Allora, tu vuoi essere purificato e ritornare nella posizione di prima? La parola è semplice, è chiedere perdono. La parola di Dio ci dice in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 8, dice se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ti do una buona notizia. C'è una differenza enorme tra una spugna e un diamante. Ok? Sai perché? Tu prendi non so se trovi un diamante per casa tua, io non ce l'ho, però fai una prova con una cosa impermeabile, ok? Ora tu prendi una spugna e una pallina impermeabile, ok? Tu prendile e gettala in una pozzanghera, fangosa, no? C'è una differenza enorme tra una e l'altra cosa, perché appena tu getti la spugna fa e tu strizzi, no? Io ogni tanto vedo mia moglie che cerca di strizzare quella spugna che è nel lavandino, ma sempre esce un po' di roba. E tu cerca di lavarla, ma non c'è niente da fare, ha assorbito troppo, anni di... No, noi non usiamo spugne per anni, voglio dire, le buttiamo anche via. Perché già ho visto i fratelli che cominciavano a avere dubbio, quello lì che come fa a pulire i piatti? Però la spugna assorbe, ma se tu prendi la pallina, fai così, ritorna a essere come prima. Fratelli, noi siamo quella pallina. Appena noi decidiamo di uscire da quella pozzanghera fangosa, il Signore con la sua parola ci lava e noi ritorniamo della stessa natura di prima, completamente pura. Non c'è peccato in noi, perché se io non sbaglio, nella parola di Dio c'è scritto che noi siamo nuove creature. Noi siamo stati riformati completamente dal Signore, siamo stati purificati dal sangue di Cristo. E quando noi facciamo questo, fratelli, e decidiamo di ritornare alla luce, il Signore ci rinnova completamente e ci purifica. Noi per Lui riguadagniamo la stessa posizione di prima, no? La stessa identica posizione di prima. E fratelli, chi ha figli specialmente, no? Ma quale padre, vero padre, un figlio gli viene a chiedere perdono e lo caccia via? Secondo voi è possibile una cosa del genere? Ricordati la figura del tuo papà, che è il papà celeste, che è il papà del figlio il prodigo. Il papà del figlio il prodigo era là che aspettava il suo figlio, era sporco, puzzolente di maiale, magro, ma lui ha aspettato il suo figlio e gli è corso incontro, l'ha abbracciato e gli ha detto: vieni figlio, ti vesto di nuovo per me, tu sei purificato, perché io ti amo per quello che sei e non per quello che dovresti essere. Fratelli, il perdono di Dio è questo, questa storia non finisce bene,
perché questa persona che era stata perdonata ha richiesto giustizia. E io ti dico una cosa, qua su questa terra. Allora, tu vuoi giustizia di quello che hai subito? Guarda che ti dico una cosa, che il Signore farà giustizia, ma attenzione, non solo sulla vita della persona che ti ha fatto male, ma anche sulla tua. Perché su questa terra, fratelli, la grazia e la misericordia trionfano sulla giustizia. Oggi noi stiamo vivendo il tempo della grazia e della misericordia, ma se tu scambi le palline e vuoi giustizia, allora tu sei già davanti al trono del giudizio di Dio, perché dopo la fine di questa terra trionferà la giustizia sulla grazia e sulla misericordia. Allora non ci sarà più tempo. Vuoi anticipare la fine dei tuoi nemici? Stai attento perché anticipi anche la tua fine. E io non vorrei cadere nelle mani del Dio vivente chiedendo giustizia dei miei nemici. Perché il Signore farà giustizia anche nella mia vita. Dio è giusto. Tu vuoi stimolare la sua giustizia? Tutto bene, puoi farlo. Però attenzione che anche la nostra vita sarà soggetta a giustizia. Questo uomo è andato in prigione perché ha richiesto giustizia. E Dio gli ha detto, ok, vuoi la giustizia? Va bene, la faccio sulla tua e anche sulla sua. Ma io non vorrei essere nei suoi panni, perché questa persona è stata in prigione fino a che non ha pagato tutti i suoi debiti, risentimenti, paure, amarezze, vendette, tutto, ha pagato tutto. Io non so come sta la tua vita. Io ho dovuto affrontare nella mia vita personale il senso di giustizia, la vendetta, tutta qua, ok? E vi dico, non è una sensazione piacevole essere prigionieri di risentimenti e di amarezze. Ma il Signore mi ha liberato da tutto questo. Ma io sono sicuro che tanti di noi qua stamattina hanno bisogno anche loro di liberazione. Comincia a pensare alla persona che ti ha fatto del male o a cui tu hai fatto del male. E chiudi i tuoi occhi che voglio pregare insieme a te. Non per te, insieme a te. La maggior parte delle persone che ci ha fatto male sono persone che abitano nella nostra stessa casa, perché è nella famiglia dove principalmente noi viviamo le nostre ferite maggiori e dove le nostre ferite rimangono e dove le barriere rimangono, ma possono essere anche altre persone, colleghi di lavoro, amici di scuola. Non importa questo. Forse tu hai vissuto fino adesso una situazione spirituale in cui non ti sei sentito libero. Ma il Signore è qua per liberarti stamattina e per ricordarti che Lui ha pagato un debito molto più alto per te. Ora fai la differenza, la misura tra quello che Gesù ha pagato per te e quello che tu pretendi dalle persone che ti hanno ferito. Il debito diventa piccolo, piccolissimo. E magari ti sei portato avanti per tanto tempo questa sofferenza, questa difficoltà, questa amarezza. Ma il Signore è qua per dirti stamattina, sei libero, sei libera, prendi questa libertà e fa di questa libertà il tuo stile di vita. Io ti chiedo in questo momento, tu hai pensato alla persona di cui parlavamo prima? Ora io voglio pregare insieme a te questa mattina, perché tu possa essere liberato, come anch'io sono stato liberato, dall'amarezza e dal perdono. Tu vuoi pregare insieme a me? Io ti chiedo di alzare la tua mano e di riabbassarla subito dopo. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica nel nome di Gesù. Il Signore ha pagato il tuo debito, caro. Quindi lascia stare libere le altre persone che ti hanno ferito. Non chiedere giustizia, perché il Signore non vuole fare giustizia anche su di te.
perché tu sei un figlio di Dio e giustizia è stata fatta sulla croce. Basta vivere nella prigione, di amarezza, di risentimento, basta. Il Signore vuole che tu sia una persona libera. Io sono venuto perché abbiate vita e vita in abbondanza. Oggi è il tempo della libertà, fratelli. Alziamoci tutti in piedi e mentre noi cantiamo l'ultima canzone che abbiamo cantato insieme, io ti chiedo, tu che hai alzato la tua mano, di venire qua davanti per pregare insieme. Io non voglio pregare per te, vogliamo pregare insieme a te, ok? Affinché il Signore ci dia quella libertà che abbiamo tanto voluto fino adesso, ma che fino adesso non abbiamo ricevuto. Amen? Il Signore ti ama, caro. Il Signore ti ama profondamente. Io so che Lui è qua per darci quello che tu probabilmente non hai mai sperimentato fino ad oggi. Tu che sei lì seduto in qualche parte della Chiesa, che stai lottando contro questo sentimento e che stai dicendo: Signore, ma io mi vergogno di andare là davanti, fatti prendere la mano da un'altra persona vicino a te, fatti accompagnare, non perdere questa occasione, perché il Signore sta facendo il suo intervento di chirurgia spirituale qui, no? E se tu vuoi uscire senza questo cancro, tu devi venire qua insieme a noi a pregare. Amen? Venite qua, fratelli, per favore. Rinnova i campi.